Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Obiettivi di un'estate, esplosioni addominali, e dovrei abbronzarmi un po', scatenarmi nei dance floor, eliminare le occhiaie, manco di concentrazione, non ho volontà. Soffro lo stress, io soffro lo stress, sono stanco e fuori forma. Sono in una boy band, ci deve essere un errore. Soffro lo stress, io soffro lo stress, faccio un passo e do il fiatone. Sono in una boy band, mi manca il senso del pudore. Negativi di un'estate, io riprendo il mio colore e dovrei curarmi un po', modellare il fisico, espressioni da migliorare, vitamine a profusione, creme a volontà. Soffro lo stress, io soffro lo stress, sono stanco e fuori forma. Sono in una boy band, ci deve essere un errore. Soffro lo stress, io soffro lo stress, faccio un passo e do il fiatone. Sono in una boy band, mi manca il senso del pudore. Soffro lo stress, io soffro lo stress. Buonasera Antonino, a te la linea. Ciao Natalia, grazie, buon lavoro anche a te. Questi erano i Velvet con Boy Band, anno di grazia 2001. Sono in una boy band, mi manca il senso del pudore. A me non ne parliamo. Sono anch'io in una boy band con Lorenzo Viviani. Va bene. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1201 di oggi, martedì 26 maggio dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, 0292947222 per il telefono dopo le 18:40, perché stasera arriva lui come sempre, l'immenso senatore Claudio Borghi Aquilini, e adesso, implacabile come non mai, Pierluigi Magnaschi per il Qui Parlamento. Vai pure Natalia e dopo scusate, lanciato ad alta velocità, non sono riuscito a evitare l'ostacolo e ci ho impattato contro. Implacabile come sempre c'è Pierluigi Magnaschi col diritto e rovescio. A seguire il Qui Parlamento con il senatore Giorgio Maria Bergesio sull'agricoltura, settore cruciale per l'Italia. Vai pure Natalia.
Continuano gli allarmi sul calo della natalità in Italia. Questo crollo non è solo un problema economico, ma bensì anche esistenziale. Le donne moderne, infatti, vogliono realizzarsi come persone e non solo come riproduttrici. Conosco una persona dove la bisnonna, anche se gli asili nido allora non esistevano, ha avuto 14 figli. La nonna 7, mentre gli italiani eccedenti fuggivano negli Stati Uniti. Sua madre 5, lei 3 e i suoi figli 1. Questo è un trend che non si rovescia con gli assegni pubblici. O meglio, gli assegni pubblici più alti funzionano sulla popolazione musulmana, le cui donne preferiscono o sono costrette a lavorare in casa. E poi, diciamocelo chiaro, in Italia si starebbe meglio se da 58 milioni di abitanti si passasse a 60 milioni. Con l'intelligenza artificiale ci sarà ancor meno bisogno di lavori qualificati. I posti di lavoro in futuro saranno sempre più lavoratori senza qualifica, colf, badanti, inservienti, manovali, personale di pulizia. Lavori che agli italiani non piacciono e nemmeno agli italiani di seconda generazione, come dimostra anche il killer di Modena, che con la strage protestava non per l'assenza di lavoro, ma per la mancanza di lavoro all'altezza dei suoi studi. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Il nostro settore agricolo e agroalimentare non è semplicemente un comparto produttivo, è una colonna portante della nostra economia, della nostra identità nazionale. I numeri parlano chiaro: nel 2025 la filiera agroalimentare italiana, dalla terra alla tavola, ha espresso un valore di oltre 700 miliardi di euro e questo patrimonio rappresenta la prima ricchezza del Paese e coinvolge oltre 4 milioni di lavoratori. Nel 2025 l'export agroalimentare ha superato gli 89 miliardi di euro, di questi 47 provengono dal settore primario, altri 42 miliardi dall'industria alimentare. Sono dati che raccontano una verità semplice: senza agricoltura non c'è crescita, non c'è sviluppo, non c'è Italia. Dietro questi risultati ci sono imprese, famiglie, lavoratori, allevatori, agricoltori che ogni giorno garantiscono qualità, sicurezza alimentare, presidio del territorio e occupazione. Ci sono le nostre eccellenze: il vino, la pasta, l'olio extravergine, i formaggi, i prodotti DOP, gli IGP, che rendono il Made in Italy sinonimo di qualità nel mondo. E anche l'export continua a dimostrare la forza straordinaria delle nostre filiere. È la dimostrazione che il mondo cerca l'Italia, compra Italia, riconosce il valore delle nostre produzioni. L'agricoltura italiana è stata penalizzata per anni da una politica agricola comune costruita troppo spesso sulle esigenze di altri modelli produttivi e non sulla specificità mediterranea. Una PAC imposti vincoli, burocrazia, obblighi e costi crescenti, senza garantire adeguate compensazioni a chi produce davvero ricchezza, qualità e salubrità. Oggi il Fondo Unico Europeo rappresenta un'ulteriore difficoltà di approccio della politica agricola comune. Il governo e il Parlamento hanno cercato naturalmente di lavorare su questo tema, recuperando delle risorse importanti e cercando anche di portare a casa un sistema più semplificato. Noi diciamo con forza che i fondi destinati all'agricoltura non si devono mai toccare. Non accetteremo mai che gli agricoltori italiani paghino il prezzo di scelte ideologiche o di bilanci europei costruiti lontano dalla realtà delle campagne. Difendere la politica agricola comune significa difendere la produzione alimentare europea, la sicurezza strategica del continente e la sopravvivenza delle nostre filiere e delle nostre famiglie. E allo stesso modo non possiamo più tollerare un'Europa che pretenda standard rigidissimi dei produttori italiani, salvo poi aprire indiscriminatamente il mercato a prodotti provenienti da paesi che quegli standard non li rispettano o non li volevano rispettare.
È una concorrenza sleale, inaccettabile. Mentre ai nostri allevatori si impongono controlli, restrizioni ambientali, limiti sanitari e costi sempre più elevati, si consentono importazioni da sistemi produttivi che utilizzano pratiche vietate, soprattutto nell'Unione Europea. Ed è bene che negli impegni di questa mozione abbiamo ricordato anche e soprattutto il principio di reciprocità e la salvaguardia dei prodotti sani e salubri, perché questo è fondamentale. E su questo tema vale soprattutto per gli accordi che noi abbiamo stipulato a livello internazionale, ma vale anche il tema degli 11 punti di questa mozione, che sembrava che fosse una mozione molto debole, anzi debolissima. Invece abbiamo visto che è uscita molto rafforzata dal lavoro non solo del Parlamento, della maggioranza, ma anche di ministeri, dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, dal MECI, dal Ministero degli Esteri, da altri che sono intervenuti, perché alla fine siamo riusciti ad ottenere degli impegni chiari sulla sovranità, sul principio di reciprocità, sulle pratiche commerciali sleali, contro il dumping, sul costo dei fertilizzanti e soprattutto riuscire ad intervenire, come è già stato effettuato la scorsa settimana col DL fiscale, sui costi dell'energia e sui costi dei carburanti. Il tema del credito d'imposta per l'innovazione, per gli investimenti, per quella che è la possibilità da parte delle nostre aziende, delle nostre imprese, della filiera agroalimentare di investire in tecnologie avanzate e soprattutto di poter arrivare ad avere dei risultati produttivi sempre più forti e sempre più importanti. La lotta all'Italian Sounding, che è stato detto prima anche dai colleghi, la revisione della PAC, più risorse, la lotta alla burocrazia, più terra per gli agricoltori e meno carta, i contratti di filiera, la tutela delle identificazioni geografiche protette, delle DOP a livello soprattutto internazionale, la semplificazione e la risorsa idrica, il PNIS. Io ricordo che questo governo, sul provvedimento legato a quello che è stato il decreto siccità, ha inserito una cabina di regia per quanto riguarda la gestione della risorsa idrica, per la messa in sicurezza della risorsa idrica del nostro paese, e dall'altra parte ha emanato il piano nazionale per la messa in sicurezza idrica, PNISSI, che ha già superato il primo bando. Siamo già al secondo bando. Le richieste del primo bando, ricordo a quest'Aula, che furono quasi di 12 miliardi di euro, 630 progetti. Sul secondo bando si stanno stilando le graduatorie, penso che per il mese di giugno avremo i primi risultati e riusciremo a capire. Primo bando finanziato per 1 miliardo di euro, mi pare che ci siano delle risorse a disposizione sul secondo bando molto importanti e ci permetteranno di raggiungere quegli obiettivi che proprio nell'ultimo punto della risoluzione lo abbiamo citato, quelli che potrebbero essere dei laghetti artificiali, l'irrigazione a minima dispersione, un sostegno nuovo e innovativo per quanto riguarda i nostri agricoltori. Ma soprattutto il tema di questa mozione, che io credo sia importante. Abbiamo scelto questa mozione per dare una risposta concreta a quella che era la realtà di un settore che, dicendo 700 miliardi vale di prodotto interno lordo da terra alla tavola su 2.000 miliardi di PIL, significa che noi cerchiamo in ogni modo non solo di sostenerlo, ma di tutelarlo, di proteggerlo e di avviare fortemente quel passaggio del ricambio generazionale che oggi più che mai diventa strategico. Noi sappiamo che si fatica molto perché i giovani avere questa predisposizione, gli istituti agrari, proprio ieri ero alla rete nazionale degli istituti agrari ad ascoltare un convegno importantissimo dal titolo Radici e oltre, è intervenuto anche il ministro Lollobrigida, e devo dire che c'è stata una riflessione molto importante, anche perché c'è un tema che riguarda il calo degli iscritti, che non è solamente dovuto al fatto della demografia, della natalità, ma soprattutto perché scelgono delle scuole diverse che hanno un appeal più importante rispetto probabilmente per chi le sceglie rispetto al tema dell'agricoltura, dell'ambiente e soprattutto del futuro del nostro paese, perché riguarda il futuro delle nostre comunità e il futuro delle aree interne. Perciò, per tutti questi argomenti,
Noi come Lega apprezziamo il lavoro svolto dal governo, ringrazio il sottosegretario La Pietra, apprezziamo il fatto che siano state fatte delle modifiche anche più puntuali, probabilmente sull'argomento delle premesse abbiamo chiesto anche alcuni chiarimenti, però siamo convinti che questa mozione ha un suo valore importante, ha trovato una discussione ampia anche all'interno del centrodestra positiva, con un testo che condividiamo e che come gruppo votiamo favorevolmente. Grazie Presidente. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Joke, I'd like to buy the world a token, teach the world to sing in perfect harmony, and teach the world to snuff the fires and the lawyers. Hey, I know it's just a song, but it's spice for the recipe. This is a love attack. I know when our body's back, it's just like any fat. It retracts before and back, and just like fashion, it's a passion for the withered and hip. If you got the goods, they'll come and buy it just to stay in the click. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, maybe out tomorrow. But if the authors shine, you might as well be walking on the sun. 25 years ago, they spoke out and they broke out of recession and oppression, and together they talked and they folk out with guitars around a bonfire, just singing and clapping. Man, what the hell happened? That someone spelled out, some were hellbound, some they fell down, and some got back up and fought back against the meltdown. And their kids were hippie chicks, all hypocrites, because fashion is smashing the true meaning of it. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, maybe out tomorrow. But if the authors shine, you might as well be walking on the sun. Joke when our mama's handkerchief is soaked with the tears because the baby's life has been red.
The bond is broke, got so choke up and focus on the close up. Mr. Wills, I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relate. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, maybe tomorrow. But if the offers shun, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. Di nuovo a te la linea, Antonino. Ecco, grazie Natalia, alle 18:37 minuti e 20 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Tra poco avremo con noi il senatore Claudio Borghi. Io però, prima di cominciare, poi sentiremo anche il suo parere, perché il senatore stasera ha un annuncio molto importante da fare e mi fa piacere che lo dica in questa trasmissione, nel suo spazio. Allora, adesso vai pure con la foto, Natalia, per cortesia. Chi ci sta seguendo eccola qua. Chi ci sta seguendo sul canale video della radio la vede. Per voi che siete che ci ascoltate alla radio tradizionale, fermatevi se siete in macchina e ve la andate a cercare sul telefonino, perché io non me la sento di descriverla. È la Ferrari Luce, signore e signori, la prima Ferrari elettrica della storia, che è stata presentata in pompa magna dalla Ferrari questa mattina al Presidente della Repubblica. 550.000 euro al listino. A parte le critiche che ha espresso pubblicamente Matteo Salvini, critiche a cui mi associo, quello che l'ha criticata più di tutti è stato Luca Cordero di Montezemolo, il quale auspica che sia rimosso il marchio Ferrari dal cofano di questa vettura e non si proceda alla distruzione del mito di un marchio quale quello Ferrari. Io mi permetto solo di dire una cosa, no? Voi comprereste un Rolex a 15.000 euro però col movimento al quarzo, esattamente come un qualsiasi Swatch? Che per carità gli Swatch hanno tutti una loro dignità, io ne sono stato collezionista, vi potrei raccontare delle cose che altro che questi qua che si sono menati per prendersi l'ultimo Swatch da tasca. Negli anni 90, quando questa mania venne fuori, vi assicuro che è successo anche, sono successe cose realmente incredibili. Ma benedetti Dio, voi vi comprereste un Rolex a 15.000 euro però al quarzo con la batteria? Io dico di no. Io dico di no. Io mi comprerei un Rolex, un bel Daytona con i diamantini a 15.000 euro col movimento meccanico, e probabilmente darei anche un rene pur di comprarmelo. Perché? Perché è chiaro che se tu ti compri un Rolex, cosa vuoi? Vuoi l'eccellenza e la qualità di un orologio che da secoli, da almeno un secolo, è esclusivamente meccanico. Pensate per esempio al Cellini, che c'ha il quadrante di marmo, che orologio fighissimo, fighissimo. Oppure pensate, senza dire Rolex, possiamo dire un bel Longines, l'Omega Speedmaster, quello che avevano gli astronauti quando sono andati sulla Luna. Tutti orologi meccanici con dei movimenti molto raffinati, molto particolari, rattrappanti, cose e discorsi vari, ma movimenti meccanici. Ora, la Ferrari non è mai stata una fabbrica che faceva vetture elettriche, anche perché il motore elettrico, quello è in avvolgimento di rame attorno a una calamita, passa la corrente e genera il moto. Questo è il suo principio, punto. Direte voi, ma il motore a benzina è sempre un pistone che scorre in un cilindro. Sì, certo. Si può fare boxer, si può fare V6, si può fare V8, V12, V4 come con la testa compatta come l'aveva la Lancia Fulvia, si può fare in tanti modi. Si possono fare i motori diesel, si possono fare motori Wankel, quelli con rotore dentro tipo
tipo la Mazda o la Citroën GS, ce ne fu un breve lotto che venne fatto nei primi anni 70. Cioè c'è una, come potremmo dire, in inglese si chiama craftsmanship, un'artigianalità del prodotto meccanico che, con tutto il rispetto, il prodotto elettrico quello è. Aggiungerei anche un'altra cosa. È un po' ingeneroso dire che questa è la prima berlina della storia della Ferrari, perché da che mondo è mondo, e qui tanti fratelli lancisti che mi stanno ascoltando probabilmente avranno un brivido lungo la schiena, molto probabilmente non dimenticano che nel mondo della Lancia, così nel mondo della Ferrari, c'è un dibattito da sempre su una berlina il cui nome è scritto a lettere d'oro nell'automobilismo mondiale, la Tema 832, meglio nota come Tema Ferrari, perché ha il motore V8 di derivazione Ferrari. Ecco, il dibattito è sempre stato se considerarla solo una berlina Lancia o la prima berlina fatta dalla Ferrari. Vedete un po' voi, la Ferrari 412 nel 1980 circa venne fatto un prototipo nell'83 se non sbaglio, un prototipo a 4 porte che non vide mai la produzione. Insomma, però la 412 aveva un motore a scoppio, aveva un motore Ferrari, e così è un motore Ferrari quello che muove la Lancia Tema 832 e così via. Ed è un motore di derivazione Ferrari anche quello della Giulia Quadrifoglio, se volete, la 2009. Per cui, a voi l'ardua sentenza. Il mercato ha già dato la risposta, perché il titolo Ferrari in borsa è andato giù dell'8%. Qualcuno dice per il prezzo. Sarà, però torno a ripetere, voi lo comprereste un Rolex al quarzo? Io no. Allora, noi stiamo cercando il senatore Borghi, vediamo se riusciamo a beccarlo, magari è in un posto dove il telefono non lo aiuta e dobbiamo agire con come si chiama, con WhatsApp. Proviamo a chiamarlo con WhatsApp, vediamo se riusciamo a beccarlo. Il volume è al top, eccolo qua che squilla. Vediamo. Squilla. Senatore, c'è? Sì, ci sono, ma mi devi chiamare, faccio prima. Va bene, grazie ancora, scusi. Eccolo qua, il senatore è evidentemente in qualche riunione, per cui abbiamo tempo. Diamo un'occhiata alle agenzie. Nel frattempo, Natalia, per favore, togli sta foto, grazie. Tra l'altro il designer è un designer che ha sviluppato l'iPhone. Per carità, tutto il rispetto, l'iPhone ce l'ho pure io, e peraltro è ispirato nelle linee alla Leica M3 che è qui sulla mia scrivania mentre vi parlo. Però il problema, voglio dire, così tiro fuori i nomi dei primi che mi vengono a caso: Pininfarina, Ital Design, Giorgetto Giugiaro, Zagato. Voi ci siete mai stati alla Zagato? Io ci sono stato, è stato un vero onore essere alla Zagato, dove vedi l'automobile che diventa un prodotto di alta sartoria. Cioè, farsi fare una macchina su misura come un vestito, ragazzi, è una cosa stupenda. Solo in Italia le abbiamo sapute fare cose di questo genere e solo in Italia le facciamo. Ecco, cioè, è possibile che di tutti questi qui non ce n'era uno buono a fare 4 linee su un foglio e dare un disegno? Non so. Scusatemi, la Ferrari stiamo parlando. Cioè, è una roba che grida Italia da tutte le parti, come l'Alfa Romeo, da cui peraltro discende, come la Vespa, come il Pino di Napoli, la pizza margherita. Anatema sia su chi mangia la margherita con l'ananas. Per favore, se ascoltate questo programma e mangiate la pizza con l'ananas, mi dispiace, cambiate canale. Mi dispiace, io non posso accettarvi come miei ascoltatori perché siete brutte persone, lasciatevelo dire. Io voglio bene a tutti, per carità, de gustibus non est disputandum, ma la pizza con l'ananas, vi prego, anche no. Giulio, parole sante, carissimo Antonino, sulla Ferrari elettrica. Giulio,
Grazie, però sai, siamo sempre lì. Noi abbiamo una cultura automobilistica e così via, che capisco che è venuto il tempo del green, capisco tutto quello che volete, però non riesco a mandare giù l'idea di una Ferrari che si muova col motore elettrico. Cioè, in che cosa dovrebbe essere Ferrari rispetto a un'altra macchina, magari fatta in Cina, che costa 50.000 euro, 10 volte di meno, e che però si muove con lo stesso sistema, tira fuori la stessa potenza. Bene, poi sì, certo, poi parliamo dell'assetto, parliamo delle prestazioni, parliamo di quello che volete, però capite, mi pare una cosa molto omologata. Ultimamente, ecco, vi dico questo, ultimamente io mi sto appassionando molto a un canale video su YouTube, si chiama Matteo Paone, sono i Crazy Rider, Vespa Crazy Rider. Voglio dire, questo è un ragazzo, ci avrà una trentina d'anni, niente di più. Ecco, lui è un appassionato ovviamente del mondo Vespa, come me, ha elaborato la sua Vespa, ci fa i viaggi, eccetera, eccetera, eccetera. Qual è il punto? Il punto è l'entusiasmo che esce dalle sue parole, l'entusiasmo per un mezzo meccanico, che è lo stesso entusiasmo dei guzzisti quando si ritrovano tra di loro e sfottono quelli con le BMW. Lo sapete qual è la differenza tra una BMW e una Guzzi? Che una BMW è una Guzzi con le tette mosce, è una battuta ironica che fanno i guzzisti verso i BMWisti, perché la BMW, lo sapete, ha la testa boxer che sporge dalle due parti, mentre invece il motore Guzzi ha le teste a V e quindi sono molto più in alto, un po' come una donna che ha il seno turgido e quella che ha il seno un po' floscio. C'è l'entusiasmo degli arleisti. L'arleista medio ti dirà: se io ti devo spiegare per quale motivo questa è la moto del mio cuore, non riuscirai mai a capirlo. Ed è così, perché sono delle passioni completamente irrazionali, se mi posso permettere, ma sono delle cose a cui il cuore non comanda, perché è un entusiasmo interiore, partecipare assieme a una grande storia. Pensate a tutti quelli che si esaltano nei vari club delle Fiat 500. Ora, con tutto il rispetto, ma la Fiat 500 col motore dietro, stiamo parlando del modello prodotto fino al 75, col motore dietro, con le due levette per metterla in moto, una macchina che è fatta con due fogli di lamiera incollati tra loro, 4 ingranaggi e 2 cilindri. Ma mi spiegate, benedetti Dio, mi spiegate una macchina così, no? Che entusiasmo può suscitare? Paradossalmente lo sto dicendo, in realtà ne suscita tantissimo. Perché? Perché questa macchina era la macchina che spingeva tanti italiani alla libertà, che ha spinto gli italiani, tante donne hanno preso la patente e hanno avuto la vecchia 500, ha creato delle persone che si sono interessate al mondo delle corse, che hanno cominciato a correre, gente che voleva un'automobile più potente, più veloce, voleva un'automobile prestazionale. Perché? Perché l'automobilismo in questo paese, come il motociclismo, come tutti gli sport di velocità, è sempre stato competizione. È sempre stato competizione. Mio padre ancora, dopo quasi 40 anni, raccontava di quando con l'Alfetta, uno con una vecchia 500, di queste qui appunto degli anni 60, era riuscito sulla strada statale Messina-Palermo a tenerlo dietro. Voglio dire, mio padre che aveva 140 cavalli, quello ne aveva 18 al comando. Tutto questo perché? Perché quello aveva manico, tanto che a un certo punto il tizio si mise a destra e mise pure la freccia a destra. E voglio dire, mio padre manico ne aveva e come. Eppure lui, dopo 40 anni, ancora ricordava quella roba lì. Perché ve lo dico? Perché questo è l'entusiasmo dell'automobile, l'entusiasmo bello. Se no, che senso ha? Maurizio, anche la Porsche a modelli elettrici un buco. Ha ragione Montezemolo, Paolo Collenghi. Ancora, Fausto mi manda un video, sentirai anche la tua voce, è solo meccanico. Che cosa hai tu, Fausto? Fammi vedere qua.
Vabbè, c'hai lo Speedmaster, a te piace vincere facile, Fausto. Il senatore Aquilini c'è, Natalia, se lo vuoi chiamare. Intanto però complimenti per l'orologio, Fausto, complimenti davvero. Hai gusto, mi piace. Allora, andiamo con la sigla. Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Buonasera, a voi la linea. Buonasera di nuovo, grazie Natalia, alle 18:52 minuti e 15 secondi. Antonino Danna al microfono con voi, il telefono è aperto da adesso, 0292947222, e diamo il benvenuto al padrone di casa, il senatore Claudio Borghi Aquilini. Senatore, si stava riprendendo anche lei dalla foto della Ferrari Luce? No, guarda, io non ho fatto finta di non vederla. Lei ha avuto una grossa botta di fortuna con la C maiuscola stasera, sai, io ho appena finito di riprendermi. La sto invidiando. No, ma non si... Cioè, scusate poi perché purtroppo posso stare solo poco tempo, ma come sempre qua a Roma le cose sembra che possono essere programmate e invece non possono essere programmate, perché inizia i tempi. Oggi, tanto per dire, dovevo stare a vedere la relazione del CIPES, quell'organismo importantissimo che però tutti poco conoscono, che è uno degli emblemi delle cose che qua la Lega riesce a fare e che nessuno sa, e quindi pensano che vabbè, pazienza. Però d'altra parte qualcuno deve pur tenere sulla baracca, che è quella commissione parlamentare presieduta da un soggetto che ovviamente tutti noi conosciamo bene, che è Alessandro Morelli, no? Sì. Che sono quelli che riescono a fare, diciamo, a prendere dal bilancio dello Stato i fondi che servono per le grandi opere, grandi lavori e così via, insomma le cose che poi dopo fanno andare avanti il paese, e insomma poi quando uno arriva e c'è tipo per esempio l'ultimo diaframma del valico per Genova o similari che è caduto, e poi dopo ci sarà la strada, ci sarà la ferrovia, i tempi si accorceranno. Perché queste cose succedano ci deve essere sempre una procedura, e questa procedura passa da questo CIPES. No, perché se no altrimenti è troppo facile, no? Pensare che le cose si possono fare semplicemente schioccando le dita. E purtroppo volevo venire per la relazione, ma non ho potuto perché sono dovuto stare al Copasir, perché c'erano tot cose che ovviamente essendo segreto al Copasir non posso dire, ma diciamo insomma una gran fatica per cercare di gestire tutto, e quindi però adesso eccomi qui, ma fra poco devo rientrare in una riunione, e quindi purtroppo insomma puntata non prendetevela, ecco, meno rilassata di quello che avrei voluto. In compenso però volevo raccontarvi di quello che ci sarà domani, perché domani qui in Parlamento ci sarà l'evento annuale del Dipartimento Economia. Infatti. E insomma credo che sarà una cosa abbastanza importante, perché fa capire una cosa che secondo me non tanti hanno la percezione che ci sia. Cioè, vale a dire, quando un partito propone una visione dell'economia e similari, per poter essere certo di portare avanti determinate istanze, può fare due cose. O si prende precotta l'idea di qualche portatore di interessi esterno. Allora, ve la metto meglio, amici della Scuola di Magia. Un trucco
magico che vi devo assolutamente smontare è che non si scrive da solo neanche una virgola. Voi quando arrivate qua e ci sono tonnellate di leggi, codici, codicilli, rimandi, no, e cose di questo tipo, ecco, niente di queste cose si è scritto da solo. Ogni cosa che viene scritta c'è qualcuno che l'ha voluta scrivere, ok? Essendo che c'è qualcuno che l'ha voluta scrivere, di solito questo qualcuno probabilmente ha un interesse personale. Facciamo un esempio fra tanti. Se c'è una legge che a un certo punto agevola, che ne so, i produttori di medicinali, tanto per dirne una, probabilmente ci sarà un produttore di medicinali che entra in contatto con questo, con quel sottosegretario, ministro, così questo tipo, e dice: senti un po', ma se si facesse questo, il mondo non sarebbe migliore? A un certo punto quello guarda e dice: ma sì, forse no, oppure non lo so, ma se ti fa piacere io lo propongo. Dopodiché entra in gioco e viene visto da tutti, poi si vota e tutte queste cose qua. Però diciamo che lo spunto iniziale normalmente viene da un portatore di interessi terzo. Ecco, in Lega non è così. In Lega, dato che abbiamo questa pazzia di voler fare questa cosa fuori moda, di fare delle cose per un ideale, noi abbiamo un dipartimento economia, così come abbiamo altri dipartimenti tematici, dove si elaborano le cose che dovrebbero essere giuste sulla base di quello che i nostri elettori pensano che le cose debbano funzionare. E questo ovviamente arriva dall'incontro sui territori, il riscontro nelle sezioni, dai suggerimenti che arrivano dalle conferenze provinciali, no, e così via. Allora, a un certo punto c'è tutto questo, diciamo, processo dal basso che arriva su un'idea, no? Dicendo: noi in teoria dobbiamo andare così, e poi dopo questo è ovviamente filtrato con quello che sono le convinzioni degli eletti. Allora io, per esempio, come voi sapete, sono stato eletto in Lega per portare avanti delle posizioni, virgolette, sovraniste, cioè quindi un qualcosa che serve per riprendere sovranità per l'Italia, piuttosto che invece continuare a perderla come abbiamo sempre fatto negli anni passati. E quindi ogni volta che faccio una legge, come per esempio quella sull'oro, no, similari, lo faccio con quell'ottica lì. E una volta all'anno è opportuno almeno che questo Dipartimento Economia, che è incredibilmente superiore rispetto a quello di tutti gli altri partiti, perché voi vi siete domandati chi è la consulta economica di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, del PD, dei 5 Stelle, poi non vi dico. In realtà non c'è quasi nessuno. Sono tutte cose che arrivano da interessi esterni e vengono poi mediati dal partito. Ecco, nel nostro caso invece no. Nel nostro caso ci si confronta, si decide, si portano avanti delle idee dal punto di vista dell'interesse dei nostri elettori e di chi è chiamato a rappresentarli. Quindi domani è una giornata importante, perché va bene, parlerà Gusmeroli, parlerò io, parlerà Bagnai ovviamente, parlerà Alessandro Morelli, insomma tutti quelli che in un modo o nell'altro si occupano. Ci sarà l'introduzione dei capigruppo, l'introduzione di Matteo Salvini, e tutti quelli che in qualche modo si occupano di economia porteranno un contributo, con anche qualche esperto esterno, perché ovviamente noi non nasciamo imparati, ma abbiamo qualche esperto esterno, per esempio nel campo dell'energia, tanto per dire, parlerà Sergio Giraldo, che è una delle persone che ne sanno più di noi in qualche tema complicato e che noi in qualche maniera consultiamo prima di prendere qualche decisione o qualche voto un pochettino cruciale. Per cui sarà una giornata bella. Suggerisco magari di seguire in diretta, streaming, se potete, i lavori, oppure di riguardarvelo dopo, perché credo che sarà importante. Nello specifico, ovviamente, come potete immaginare,
dato che stiamo parlando di cose che sono successe o che succederanno insomma quest'anno, a me toccherà di raccontare bene, forse con qualche particolare che non è ancora stato raccontato, la questione dell'oro, no? di Banca d'Italia, che è stato uno dei risultati più, diciamo così, più improbabili, ecco, da raggiungere per la sua difficoltà di quest'anno. E altri parleranno di energia, parleranno di crescita, no? E tutto deve essere declinato nell'ottica della crescita, perché questo ovviamente è quello che manca. Noi è 25 anni che non cresciamo e i nostri figli non sanno più neanche cosa vuol dire abitare in un paese che cresce. L'abitudine a considerare che domani sarà meglio di oggi è ormai dimenticata, anzi si pensa sempre il contrario. Già. Si pensa che domani sarà più peggio, pericoloso e così via, e quindi così facendo ci si aggrappa alle cose che si ha, non si investe, e quindi non investendo non si mette in circolo il denaro che non entra in circolo e quindi è come se si riducesse e similari, e poi dopo otteniamo quello che purtroppo stiamo avendo da tanti anni, vale a dire una crescita inferiore rispetto a quello che potrebbe essere la nostra potenzialità. Per cui insomma sarà una giornata importante e insomma credo che se ne discuterà, ecco, mettiamola così. Nello specifico, prima poi di lasciarvi, oppure se c'è qualche domanda al volo prima che debba chiudere. Sì, io una domanda ce l'ho per lei, senatore. Va Comunque, bene, vada allora avanti. fammi fare un minimo di veloce ringraziamento Prego. a tutte le italiane e italiani e tutti i leghisti e le leghiste che hanno partecipato alle elezioni comunali come candidati. Perché è veramente bello quando ci si mette un po' in gioco, no? Perché sono tutti buoni dal divano e così via. Le elezioni comunali sono una rottura di scatole, perché oltretutto si deve, virgolette, combattere anche contro i nostri compagni di partito e similari, quindi ottimo luogo per gelosie, ripicche o similari. Però è stato un bellissimo esercizio, la Lega si è fatta valere su tutto il territorio nazionale. Alcune situazioni che erano date per perse, distrutte, tipo Venezia, invece hanno portato degli ottimi risultati, sempre difficili da leggere perché in ogni elezione comunale ci sono le liste civiche e così via, che poi ovviamente non ci sono nelle elezioni politiche, no? E quindi quei voti poi si ridistribuiscono fra i partiti del centrodestra, ma in ogni caso la Lega c'è stata a testa alta. E lasciatemi dare il mio premio personale, diciamo così, fra chi è riuscito probabilmente a fare meglio in questa tornata elettorale, che va a Voghera, dove la Lega di gran lunga primo partito, sopra il 20% e similari, ma soprattutto trascinata da una mia ex collega qui alla Camera, da dove vi sto parlando adesso, che è Elena Lucchi, assessore regionale mi viene in mente la sanità, ma no, cioè al sociale, assessore regionale al sociale, che evidentemente è una persona che fa bene il proprio mestiere, perché in un modo o nell'altro ha ottenuto 1400 preferenze personali in una città che non è piccola ma non è neanche smisurata come Voghera. È un esempio, secondo me, un esempio per tanti nostri amministratori, riuscire a farsi riconoscere bene dal territorio dove si sta operando come assessore, come amministratore locale, è la migliore, diciamo, delle considerazioni che si possono ottenere. Molto bene. Senatore, io ho solo una domanda per lei a proposito del nucleare. Sì. Oggi ne parlavamo con Laura Cavandoli qui nel suo programma. Orsini, il presidente della Confindustria, dice: se a qualcuno viene la sindrome NIMBY, piuttosto offriamo gli spazi in disuso dei nostri impianti per poterci mettere i reattori modulari.
Le sembra una possibilità praticabile? Soprattutto, che segnale lanciano gli imprenditori alla politica? Beh, gli imprenditori stanno dicendo una cosa che io sono sempre stato in certi casi poco tenero con Confindustria, perché di solito Confindustria era la casa del più Europa. No? Invece in questo caso abbiamo visto che Confindustria ha detto che ci vuole meno Europa, la Premier ha raccolto questa cosa, ci arrivano sempre dopo, per carità, perché bene o male, insomma, meno Europa, più Italia meno Europa era il nostro slogan alle europee, tutti dicevano la Lega xenofoba, sovranista e così via, adesso lo dice Confindustria, lo dice la Premier, ma va benissimo così, insomma, noi fa piacere. Dall'altra parte però ti sta dicendo una cosa, ti sta dicendo che il problema principale in questo momento per la nostra industria è il prezzo dell'energia. Ed è per questo motivo che noi stiamo insistendo per avere lo scostamento di bilancio, in modo tale che si può momentaneamente mettere un riparo per la questione dell'energia, perché è ovvio che se anche parto domani con costruire una centrale nucleare non la finisco in settimana, mettiamola così. E dall'altra parte però cominciare davvero, perché abbiamo assolutamente bisogno di un'energia alternativa, continua, non bizzarra e discontinua come sono le rinnovabili, per costruire la nostra autonomia. Molto bene. Senatore, allora io la lascio Grazie. andare perché l'orologio le corre appresso, insomma, la ringrazio e ci ritroviamo il 3 giugno allora. Assolutamente sì, grazie Antonino. Grazie Un ancora. abbraccio, un saluto a tutti, grazie. Grazie. Sigla, pausa e poi torniamo. Scuola di magia. Qui Parlamento. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. La balalaica, dentro le case mutilate dalla faida, ancora suona la balalaica, lungo i giardini tra le croci e le moschee, il fiume Val più nero della sera, oltre la torre e l'università, c'è sopra il ponte una bandiera che sta sventolando ancora. Qui c'è ancora la città, qui c'è la gente dentro ai bar, il cielo è sopra la città e ci nasconde, ci confonde, cambia. Qui c'è tutta la città, la mia. È primavera, amore aspettami che c'è una vita intera, c'è ancora sole, la primavera, ti porto sopra la collina e tu verrai, sopra Toprigna, dopo Nezzarici, ci sono fiori dedicati a noi, ho l'indirizzo degli amici, li potrai vedere ancora. Qui c'è ancora la città, qui c'è la gente dentro ai bar, il cielo è sopra la città e ci difende, sempre ci accompagna. Qui c'è tutta la città, la mia.
oh balalaika, non c'è più neve, brilla tutta la Basciarcia, ancora suona la balalaika, il mio futuro voglio regalare a te che sei la vita che volevo, perché la vita è il sogno che farai, sale la luna a Sarajevo che ci sta aspettando ancora, qui c'è ancora la città, qui c'è la gente dentro ai bar, il cielo è sopra la città e ci difende, sempre ci accompagna, qui c'è ancora la città, qui c'è la gente dentro ai bar, il cielo è sopra la città, la mia. A te la linea, Antonino. Natalia, bellissima canzone di Enrico Ruggeri, peraltro che secondo me non ha avuto il giusto successo che meritava, davvero interessante. Era l'anno 2002, la canzone si chiama niente proprio di meno che Primavera a Sarajevo. Orbene, bella gente, 19, 12 minuti e 45 secondi, e apriamo il telefono allo 0292947222 sulle magiche onde di Radio Libertà. Natalia, facciamo una bella cosa, vade, che a me piace dare soddisfazione ai nostri ascoltatori. Il video che ci ha mandato Fausto, preparalo che poi lo mandiamo in onda sul canale video, va, che l'orologio merita, davvero bello, complimenti. Diamo un'occhiata nel frattempo alle news. Ecco qua, lo Spiegel, signori, siamo qua sull'ANSA. Lo Spiegel, USA pronti a tagliare bombardieri, cacce e sottomarini alla NATO. Aggiornamento a breve, ora andremo a vedere qualcos'altro nelle altre agenzie. La lunga scia di sangue, 3 incidenti mortali sul lavoro, ancora l'ANSA, una vittima a Lucca, l'altra a Catania, la terza nel Reggiano. Un trentenne è morto sotto una pressa, gli altri 2 lavoratori sono rimasti schiacciati da un muletto. Medio Oriente, media, IDF, le forze armate di Israele hanno iniziato ad operare via terra in Libano oltre la linea gialla. La Meloni, l'Europa faccia meno e meglio, appello di Orsini, un nuovo patto per crescere al 2%, le temperature record, l'AFA record, miete vittime in Europa, notti tropicali da Londra a Parigi, caldo domani, bollino arancione in 12 città, giovedì 4 con allerta rossa. Che caldo fa da voi? E poi il grande ritorno, personaggetti, sì, lui, lo sceriffo Vincenzo De Luca, sacca con le mani in tasca, che controlla i cantieri e mette in fuga i parcheggiatori abusivi. Quest'uomo è leggenda. Ad Avellino si canta Bella Ciao nelle strade per festeggiare la vittoria di Pizza. Invece lutto nel mondo del jazz, addio a Sonny Rollins, il saxophone colossus del jazz, l'ultimo grande protagonista di un'epoca d'oro. Era tantissima roba quest'uomo. Andiamo con il video, ma sì, state a vedere che bello orologiazzo che ha il nostro Fausto, appunto, quando io dico le peculiarità dei marchi. Vai pure Natalia, vai. Eccetera, eccetera, eccetera. Qual è il punto? Il punto è l'entusiasmo che esce dalle sue parole, l'entusiasmo per un mezzo. Ecco, lo diciamo per chi ci sta seguendo. Fausto ha filmato mentre io stavo parlando, ovviamente prima di motori, e l'orologio è uno Speedmaster dell'Omega con la corona blu e un bel cinturino di pelle. Invece quelli che vennero dati in uso agli astronauti dell'Apollo erano con il quadrante nero
e con la corona nera, e quegli orologi hanno funzionato nello spazio, pure sulla Luna, pure durante il dramma dell'Apollo 13. Alle volte certi orologi che non erano previsti dalla NASA sono stati portati per vie traverse dagli astronauti perché avevano acquistato questi orologi sulla Terra e gli servivano. Per esempio è famoso un cronografo che è chiamato sia Pepsi che Pog, un cronografo della Seiko prodotto negli anni 70, e lo chiamano Pog perché questo cronografo se lo mise questo astronauta che si chiamava Pog durante la missione sullo Skylab. Ci sono alcune foto dove si vede proprio questo orologio che ha la particolarità di avere la corona esterna con la scala di velocità che è un lato rosso e un lato blu, e allora per questo lo chiamano anche Pepsi, come la lattina della bevanda gassata. E anche quello è tra l'altro è un orologio oggi molto raro e spunta delle quotazioni davvero interessanti. Ecco, avrete notato che una delle mie altre malattie è quella per gli orologi, ma io non voglio tediarvi con queste cose perché sennò poi cominciamo a cadere in abissi di perversione che voi nemmeno vi potete immaginare. Ma io sono sempre stato affascinato dall'orologio perché è il gran teatro delle ore, no? E Gran Teatro delle Ore è anche il nome, se volete, della piazza dei Quattro Canti a Palermo, che era stata concepita come un enorme gnomone, come un enorme orologio solare. Il Gran Teatro delle Ore, che è anche il Gran Teatro della vita, perché per esempio io ho qua un orologio che mi è stato regalato quando avevo 17 anni, lo devo fare riparare perché mi è cascato e è saltata la cornicetta del datario. Ecco, io questo ce l'avevo mentre cercavo di sfuggire a interrogazioni di matematica, mentre scrivevo il tema alla maturità, quando ho cominciato l'università, e poi si è rotto, poi l'ho fatto riparare, poi ho avuto sto guasto, comunque lo farò mettere a posto per bene e anche questo riprenderà a funzionare mentre sarò in onda con voi. Allora, andiamo a vedere questa storia del caldo sull'ANSA. Il telefono è sempre aperto, 0292947222, se volete essere dei nostri. Caldo domani, bollino arancione in 12 città, giovedì 4 con l'allerta rossa, bollettino del Ministero della Salute, le città più calde, segnatevelo, saranno Firenze, Roma, Torino, Bologna, eccoci qua. Aumentano le temperature in varie regioni italiane, soprattutto al centro-nord, 4 città segnalate col bollino rosso per il caldo nella giornata del 28 maggio, Bologna, Firenze, Roma, Torino. Lo indica l'ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Per domani, 27 maggio, non sono indicati bollini rossi, ma in ben 14 città è evidenziato il bollino arancione per il caldo. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Nel bollettino sono indicati, scrive ancora l'ANSA, 4 livelli di rischio. Livello 0, nessun rischio. Livello 1, condizioni meteorologiche di preallerta. Livello 2, temperature elevate, condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili. Livello 3, ondata di calore, condizioni di rischio elevato. Livello 2, persistenti per 3 o più giorni consecutivi. Il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane. I bollettini sono elaborati dal Dipartimento Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del Piano Operativo Nazionale di Previsione e Prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero. Vengono pubblicati, come ogni anno, dal lunedì al venerdì, dal 25 di maggio fino al 20 di settembre. Tanto io vi dovevo. A proposito dello show di Vincenzo De Luca, sempre l'ANSA, è ufficialmente tornato in strada il sindaco sceriffo, niente conferenze stampa, niente brindisi nemmeno con gli alleati. E se aspettare la proclamazione ritenuta mera formalità, Vincenzo De Luca celebra la schiacciante vittoria al primo turno a modo suo, controllando i cantieri fermi a Salerno e riprendendo vecchio pallino la sua guerra contro i posteggiatori abusivi. Della prima sortita pubblica del suo quinto mandato non sono ovviamente avvisati i cronisti che li inseguono inutilmente.
De Luca preferisce la comunicazione via social, su Facebook racconta la mattinata. È scandaloso, scrive, che siano fermi i lavori dei cantieri su Corso Vittorio Emanuele e le relative traverse, a cominciare da via Fiera Vecchia. Invito gli uffici comunali a convocare immediatamente i direttori dei lavori e le imprese per definire tempi rapidissimi e ultimativi per il completamento delle opere. In caso di ritardo scatterà la rescissione dei contratti e l'impegno di altre imprese per i lavori di somma urgenza. Poi apre la guerra ai parcheggiatori abusivi, la riapre, sopralluogo questa mattina nell'area dello stadio Vestuti, del mercato di Via Piave e della clinica Tortorella. In fuga un parcheggiatore abusivo per evitare identificazione e denuncia, scrive ancora. Continueremo senza respiro la battaglia per la legalità e l'allontanamento di soggetti che sono arrivati ormai a un livello di arroganza intollerabile, con vere e proprie forme di estorsione nei confronti degli automobilisti. Hai capito, De Luca? Raimondo al 340-670-9659. Buonasera Antonino, 3 bandiere del Canada. L'Alberta si appresta a votare il referendum consultivo per la separazione a ottobre. Il primo ministro, il Draghi con la giubba rossa, non vuole mollare le politiche green e woke, ma i cittadini non ne possono più. Un saluto da Padova, Raimondo. Ecco, Raimondo, tu mi stuzzichi però, sei un provocatore. Allora, lo diciamo per i nostri ascoltatori, l'Alberta fino ai primi anni 70 più o meno era una delle province più povere del Canada, perché il Canada ha le province come gli stati americani, è uno stato anch'esso federale. A un certo punto si è scoperto lo shale gas, il petrolio, quello intrappolato nelle rocce, gli scisti bituminosi, come vengono anche chiamati, e ha cominciato a pompare petrolio su petrolio. Petrolio che viene venduto, tra l'altro, all'ingordo vicino di casa americano. Ça va sans dire che dove arriva il petrolio arrivano i soldi e significa che la gente sta molto meglio. Quindi una provincia nella quale cercavano di fare gli agricoltori e morivano di fame, letteralmente, è diventata una regione, una provincia dove i soldi girano e come. Ora l'Alberta è da un po' che tenta questo referendum per l'indipendenza dal Canada, e quando Donald Trump è stato eletto c'è stata la premier dell'Alberta che ha fatto un volo fino a Mar-a-Lago per andare a baciare la pantofola a The Donald e insomma pare che abbia ricevuto un certo incoraggiamento dall'uomo con i capelli arancioni. Ora sì, si terrà questo referendum consultivo e vedremo che cosa succederà, perché appunto Mark Carney, il Draghi con la giubba rossa, come lo chiama Raimondo, dovrà in qualche modo venire a patti con il fatto che una delle sue regioni più ricche, perché è una delle sue regioni più ricche, visto il business del petrolio, possa scegliere o di diventare uno Stato per i fatti suoi, oppure di diventare uno Stato americano, perché c'è anche questa tendenza in Alberta. E questo probabilmente è uno dei sogni proibiti di Donald Trump. Vi ricordate che faceva le vignette con il Canada, 51esima stella degli Stati Uniti, quella potrebbe affrapparsi benvenino da Marpionazzo quale egli è, si potrebbe acchiappare l'Alberta e con esso il petrolio, per cui non avrebbe più il problema di pagare diritti transfrontalieri, robe varie. Quello arriva là e tutta America drill baby drill e tutti quanti ci arricchiamo, everybody's fine, everybody's great because America first, no? Insomma, scusate, sono stato leggermente posseduto dallo spirito maga, capita. Quando si fa Trump succede, capita. Ora, poco da dire. Sai qual è il fatto, Raimondo? È che c'è un'altra regione che da decenni tenta in tutti i modi di andarsene, del Quebec. Questi ogni 10 anni si presentano e fanno il referendum pure loro. Se passasse l'Alberta o se il Remain vincesse comunque con poca prevalenza sul leave, sull'andarsene, e secondo me questo rinfocolerebbe non poco la spinta al secessionismo
del Quebec, e non so fino a che punto quel fenomeno di Kearney potrebbe accettare una cosa del genere. Quindi sì, hai ragione, è una cosa che io credo sia da tenere d'occhio, perché il Canada noi molto spesso lo ignoriamo perché ha un vicino di casa molto ingombrante, molto rumoroso, ma è la Svizzera del Nord America sostanzialmente, e a noi interessa perché tra l'altro è probabilmente il paese più vicino all'Europa e soprattutto meno, come potremmo dire, sgradevole, visti gli atteggiamenti del suo attuale presidente, rispetto al comportamento che tengono gli Stati Uniti con il resto del mondo e segnatamente anche con l'Europa. Certo, se qui siamo al punto che l'America vuole fare fuori, vuole ridurre bombardieri sommergibili e tutto il resto, qua i discorsi cominciano a diventare un pochettino pesanti. E vedete, questa settimana, domenica, leggevo l'Economist. Economist ha fatto un pezzo che si intitola, dice, manteniamo il matrimonio ma prepariamo il divorzio. Cioè, l'Economist dice che qui c'è bisogno di un piano B nel caso in cui le cose dovessero andare male con gli americani, e il piano B significa, prima di tutto, costruire o un esercito europeo o comunque riarmare pesantemente l'Europa. E poi c'è un altro problema, e questo è un problema che abbiamo discusso tante volte qui in trasmissione. Parliamoci chiaro, non ho fatto a tempo a dirlo a Laura Cavandoli oggi nel corso di Dentro Montecitorio, il suo bellissimo programma che è cominciato oggi. Qui il fatto è questo: non esiste più una filiera europea che sia in grado di fare numeri come quella americana, una filiera europea delle armi, intendo. Per cui se tu vuoi comprare equipaggiamento e comprarlo in tempi rapidi, devi per forza passare da loro. Un esempio banale. I francesi, che fanno tanto gli sciovinisti, no? I nazionalisti, che patati patata, le porte-air nucleari, Charles de Gaulle, poi la nuova super portaerei che dovrebbero varare entro il 2040, France Libre, qua, là, quanto siamo bravi, quanto siamo francesi, quanto siamo belli. Ecco, le catapulte che servono alla Charles de Gaulle per lanciare i Rafale, che sono aerei francesi, ma che sono la parte più delicata di tutto il ponte di volo di una portaerei, sapete dove sono prodotte? In America. E domani la France Libre, che avrà le stesse catapulte magnetiche, elettromagnetiche della classe Ford, della Gerald Ford, dovrà montare delle catapulte elettriche americane. Negli anni 50 i francesi si incazzarono perché gli costò andare a elemosinare dagli inglesi una versione accorciata delle catapulte a vapore per la Foch e la Clemenceau, le due portaerei che hanno avuto fino agli anni 90. Ecco, lì si sono sentiti umiliati perché hanno dovuto chiedere agli inglesi le catapulte degli aerei. Figuratevi ora che dovranno chiedere le catapulte elettromagnetiche agli americani. Immaginate voi. Ma sono le 19, 29 minuti e 34 secondi, noi ci prendiamo un momento di pausa e sapete cosa ci sentiamo? Un pezzo di Lou Colombo del 1981, perché qui fa caldo e il caldo fa svaccare, Maracaibo. E ricordatevi, Miguel non è Miguel nel testo, è Fidel Castro. A tra poco. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio.
si ma palla nuda, zazza, si ma le machine pistol, si ma le mitragliere. Era una copertura, faceva traffico d'armi con Cuba, innamorata. Sì, ma di Miguel, ma Miguel non c'era, era in cordigliera da mattina a sera. Sì, ma c'era Pedro con la verde luna, l'abbracciava sulle casse di nitroglicerina. Tornò Miguel, tornò, la vide impallidì, il cuore suo tremò, 4 colpi di pistola le sparò. Maracaibo, mare forza 9, fuggire sì ma dove? Zazza. L'albero spezzato, una pinna nera nella notte scura, come una bandiera, morde il pesce cane nella pelle bruna, una zanna bianca come la luna. Maracaibo, finito il barracuda, finito ballar nuda, zazza, un gran salotto, 23 mulatte, danzan come matte, casa di piaceri per stranieri, 130 chili, splendida regina, rum e cocaina, zazza, se sarai cortese ti farò vedere nella pelle bruna. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te Natalia, ma io quando sento Maracaibo di Luco Lombo, anno di grazia 1981, cioè mi sale veramente il socialismo craxiano a livelli proprio di Gianni De Michelis che balla in discoteca, perché è proprio un pezzo che ti fa pensare a quell'epoca straordinaria fatta di partecipazioni statali, botta al 15% e distruzione del debito pubblico italiano. Straordinario, straordinario davvero, signori, quanto ci manca la Prima Repubblica. Vediamo se riesco a ritrovare il bellissimo libro, perché io ve lo devo leggere. Io vediamo un attimo se riesco a ritrovarlo, dove andiamo a ballare stasera, perché sì, io ho da parte una copia di Dove andiamo a ballare stasera. No, non lo trovo, vabbè, poi ve lo dico. Intanto c'è una telefonata. Chi è là? Pronto? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele. Bonsoir, un saluto noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va bien? Ladies and gentlemen, welcome. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna sulle magiche onde di Radio Libertà, la talk radio. E dunque questo infotainment è stato insignito di un'onorificenza, ha goduto del premio Microfono d'oro. Ricordiamolo per chi ancora non lo sapesse. Bene, andiamo? Sì, andiamo. Il punto di Michele Caruso. Non dovrebbe essere difficile comprendere, ma evidentemente lo è, perché ciò che sta accadendo ormai da 1 anno e mezzo circa a questa parte, intorno al processo Garlasco,
non sia altro che una gazzarra mediatica indecorosa. Ma chi ha ucciso Chiara Poggi? Morbosamente ci si chiede ancora. Alberto Stasi, che sta espiando la propria pena nelle carceri di circa 20 anni, o del volersi redimere, oppure di cui le avance sono state rifiutate ad esempio. Ma questo non ha nulla a che fare con il diritto di cronaca e con il diritto dei cittadini ad essere informati. I media, la pubblica opinione hanno il sacrosanto diritto di acquisire informazioni, ci mancherebbe altro, sulle indagini e sui successivi processi chiamati a decidere chi sia il responsabile di un delitto efferato. Ma quello che non può accadere è che in nome di questo diritto i media e l'opinione pubblica si attribuiscano il compito di celebrare indagini e processi paralleli negli studi televisivi o sui social. Lo schema di queste trasmissioni è infatti mutuato da quello del processo tout court. Esperti o presunti tali assumono il ruolo dei consulenti e dei periti di accusa e difesa, si cercano e si intervistano possibili testimoni diretti o indiretti del fatto, gli avvocati difendono le ragioni dei propri assistiti, il conduttore fa in qualche modo le voci del giudice, anche se è quasi mai imparziale, visto che sono ormai ben riconoscibili trasmissioni innocentiste e trasmissioni colpevoliste. I social fanno il resto, si tratta di un civile un sistema ordinamentale che non certo a caso confina in un perimetro molto rigoroso, sia la fase delle indagini che dovrebbero essere segrete, sia la fase del processo che è pubblico per fortuna, ma che ha delle regole molto precise e non derogabili. Il giudizio penale è quel punto e il luogo della verifica delle competenze e delle responsabilità di tutti coloro che partecipano nelle più varie forme a questo tremendo rito laico che porterà al giudizio. Il testimone giura, ma soprattutto dopo aver riferito il fatto al quale dice aver assistito, viene esaminato e controesaminato da tutte le parti processuali e dal giudice per poterne così saggiarne l'attendibilità. Lo stesso vale per i consulenti tecnici che si impegnano a rendere la propria deposizione in scienza e coscienza, consapevoli che dovranno subire l'accurato controesame tecnico delle parti avverse, e questo vale per il perito, il trascrittore delle intercettazioni, per l'esperto di DNA, per lo psicologo e così via. È esattamente questo che manca, direi, concettualmente nel parallelo processo mediatico popolato come da esperti con curricula non sempre verificati, lasciati liberi di esprimere valutazioni e giudizi, spesso sul materiale probatorio scarsamente o niente affatto conosciuto, senza alcun profilo di responsabilità e soprattutto al riparo da adeguati controesami computativi. Così, per fare uno tra i 100 esempi possibili, la criminologa Tizia può diffondersi senza freni sui gusti sessuali dell'imputato Caio e dell'indagato Sempronio, sulla natura raccapricciante delle loro privatissime navigazioni sui siti porno, suggerendo giudizi morali e esplicitamente criminali, sapendo che non dovrà affrontare alcuna prova di resistenza di quei propri giudizi, affrancata come da ogni responsabilità in nome del pretesto insindacabile del suo diritto a esprimere la propria opinione, tra virgolette direi. Ma sono opinioni che concorrono spesso in modo decisivo alla sentenza mediatica, che perciò impattano sulla vita e sulla dignità del sospettato, quotidianamente analizzato, denudato e svergognato, spesso in modo irrimediabile. Questo pare a me il nocciolo vero della questione. Questo impazzimento di quotidiane aule mediatiche, ciascuna delle quali parteggia per l'uno o per l'altro dei sospettati, è costruito e radicato su un meccanismo narrativo che rivendica e pretende l'assoluta propria responsabilità, il diritto di parlare del processo senza che siano verificate la completezza delle conoscenze degli atti processuali, la qualità e la consistenza curriculare delle declamate competenze scientifiche e dunque la verifica serrata e severissima che i protagonisti di quel rito mediatico quotidiano riceverebbero invece nell'aula del tribunale. Allora concludo con una domanda: cosa avrebbe a che fare tutto ciò con il diritto di cronaca? Da Michele Caruso, grazie e buonasera a tutti. Ti rispondo brevemente: niente, ed è questo il motivo per il quale a me di Garlasco non frega niente e non ne parlo in questa trasmissione, se non quando c'è qualcosa di meramente, di davvero importante sotto il profilo
quantomeno della cronaca. Garlasco è il peggio che questo paese sta esprimendo. Io non voglio Garlasco nei miei programmi e infatti non ce lo metto, anche perché trovo disgustoso il fatto che ovunque voi accendiate una radio, la radio no per fortuna, perché grazie a Dio la radio è intelligente, ma se voi mettete un qualunque canale televisivo di questo paese ci sarà sempre un programma nel quale sentirete parlare di Sempio, di Stasi, delle gemelle K, del cognato di quello, del parente di quell'altro e mai di Chiara Poggi. A me di Garlasco non frega assolutamente niente. A me interessa solo che c'è una ragazza che è morta a 26 anni. Di quella me ne frega e come, me ne importa e come. Ma gradirei che i processi si facessero nelle aule di tribunale, se posso permettermi. Vabbè, allora facciamo una bella cosa. Visto che sono le 19:42 minuti e 18 secondi, ho recuperato qui Dove andiamo a ballare stasera di Gianni De Michelis, anno 1988, e adesso io farò venire i brividi a tanti di voi. Ecco, questa è la scheda a pagina 122 del Rolling Stone, Milano, corso 22 marzo del numero 32. Telefono 02 733 172. Immagino che ora non funzioni più. Proprietario la Somil SRL, DJ Melo per serata orchestra by Paris Latino, Stefano D'Andrea, Emanuele Tessarolo, Marco Garavelli. Numero di piste 2, sì è vero, ci ho ballato anch'io. Capienza 3.000 persone. Tipo di musica rock, funky, soul, disco pop, rap, new wave, rhythm and blues. Periodo d'apertura da settembre a luglio, giorni di chiusura lunedì e mercoledì se non ci sono concerti. Orario 22:30, 2:30. Ingresso lire 10.000 che sono 11,25 € attuali martedì e giovedì, lire 12.000 che sono niente po' di meno che 13,50 € venerdì e sabato. Parcheggio niente. 3 stelle per la musica, 3 per l'ambiente, 2 per il ballo, 2 per i drink. Sentite cosa scriveva Gianni De Michelis, immenso Gianni. Da un ex cinema ristrutturato Filippo Panseca, ve lo ricordate l'architetto Panseca, quello delle immense coreografie dei congressi del PSI? Ah, che bel profumo di Italia anni '80. Da un ex cinema ristrutturato Filippo Panseca ha ricavato qualche anno fa la discoteca Studio 54 che attraverso un'altra trasformazione è diventata nell'80 l'attuale Rolling Stone. The Rolling Stones è parlato come tempio del rock e non a caso. Famoso per i suoi concerti live di gruppi rock e della New Wave internazionali, per esempio ha ospitato in passati Motorhead e Jerry Lee Lewis e più recentemente Terence Trent D'Arby all'Alarm in Excess, offre a livello di programmazione musicale tutte le possibili gradazioni dell'universo rock. Inoltre è un locale di respiro metropolitano in cui si incontrano i differenti mondi culturali giovanili. Sul lato opposto all'ingresso si trova il grande palcoscenico che ospita le postazioni del DJ e del light jockey. Dinanzi al palcoscenico sta la grande pista sovrastata dal lampadario, cioè da tutta la struttura illuminotecnica del locale. Dopo la pista una scalinata ad ampi gradoni con seggioline gialle di plastica in cima alla scalinata e il bar di forma circolare. L'arredamento è essenziale. Le novità del momento, peraltro di grande richiamo, sono al martedì serata orchestra, con esibizione di un'orchestra di 22 elementi in brani swing degli anni 40. Un pubblico informale, post-freak ma scatenato e divertente si muove in pista. Tutti i giovedì viene proposta un'ottima selezione di soul music e rhythm and blues. Vabbè, facciamo una cosa, figlioli, verso le 22:30 ci vediamo tutti al Rolling, che stasera me la voglio vedere la serata anni 40. Con questo abbiamo finito, le 19:45 minuti e 40 secondi. Ci salutiamo con James Blunt, You're Beautiful, e grazie per essere stati con noi. Alle 20 Aria Fritta e noi ci ritroviamo domani alle 18:15 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure.